aperitivo dadaista in Borgo Stazione. Ritorna la grande iniziativa che mescola arte, spettacolo, aggregazione e integrazione e che avrà luogo giovedì 21 aprile alle 17:30 in via Roma a Udine, nel quartiere più bello e più vivace della città. Al Caffè Corin, che ospiterà l'iniziativa, fervono i preparativi per un evento che vedrà confluire artisti, musicisti e personaggi pubblici da tutto il Friuli Venezia Giulia. Caffè Corin faremo questi pomeriggi che non mi ricordo come si chiamano. Aperitivo dadaista. Ma aperitivo dadaista non so cosa voglia dire. Al caffè, insomma, noi veniamo al Caffè Corin, è un ambiente bello, il proprietario è bellissimo, non si è mai visto un uomo più bello in via Roma. Sono d'accordo. Perché siamo in via Roma a Udine, Udine in Friuli in Italia. Quindi siamo in centro? No, siamo in Europa. È questo che non volete capire, siamo in Europa, è una cosa bellissima. E insomma, giovedì alle 5:30 l'appuntamento è qui. Non si dice 5:30, 17:30, oppure 5:30 del pomeriggio. Cerchiamo di usare l'italiano, visto che qui siamo in un ambiente pieno di lingue. Senta, gira voce che ci saranno addirittura Nicolangelo Palermo ed Enrico Tonazzi. Ma non solo loro, Paolo Coretti, Giorgio Desinano, che è un poeta delicatissimo, e noi lo trasformeremo. Venite, dove devono andare? Non mi ricordo. Al Caffè Corin. Al Caffè Corin, grazie. Qui. Dove? Via Roma. In via Roma al 51. 53. Fra il Come 51 e entri sulla fra il 51 e il 55. Entri in via Roma, giri. Bravo. Una serata che sarà piena di sorprese, come tipico dell'arte dadaista che mescola improvvisazione, recitazione, canto e chi più ne ha più ne metta. E ci sarà spazio anche per la testimonianza di un emigrante, uno dei tanti che vivono e lavorano nel quartiere e che per il mestiere che fa, barbiere, è a stretto contatto coi volti di tante altre persone come lui arrivate da lontano. Quale migliore occasione dunque per scoprire le ricchezze di un luogo unico nel panorama non solo della città ma dell'intera regione. Appuntamento dunque giovedì 21 aprile alle 17:30 in via Roma per un evento tutto da vivere e da gustare firmato dalla coppia inossidabile Rocco Burtone e Marco Rioles.